Buongiorno parrocchiette. Come a fare? Come a fare sto canale? Oppure no? Come a fare sto vlog? Voi che ne pensate? Non lo so, un po' mi imbarazzo, devo dire. Un po' mi vergogno, non è proprio facile mettersi in discussione. Soprattutto in questo conflitto. Ma tu dovevi stare libero, sei in gabbia, parli di libertà, ma poi parli da una gabbia. Come a fare, picciotti? Mettiamoci d'accordo. Allora, io penso sinceramente che il commercio degli animali sia una porcata gigantesca, che sia una cafonata schifosa, becera degli esseri umani, perché il prezzo si mette agli oggetti, non si mette agli esseri viventi. Se metti un prezzo a qualcosa vuol dire che lo stai mercificando, giusto? E si può mai considerare merce l'essere umano? Ma che cos'è la tratta degli schiavi? Ma che cos'è? Ma che cos'è? E allora? Per mia, tutti questi animali in gabbia nei negozi non c'hanno a stare. I conigli e i pesciolini. Ma che roba è, picciotti? Questa è una cosa schifosa. E gli zoo, e gli acquari, e i circhi. Ma che siete scemi uniti? Ma vi siete scemi uniti? Volete stare a vedere gli animali? Ve ne andate in da foresta, picciotti. Ve ne andate a fare una gita nei boschi. Ve ne andate nella savana, dove volete andare. Tanto poi se andate nella savana pure lì fate schifezze. Perché lì poi sparate i trofei, dovete portare la testa del leone. Ma io la testa di minchia vostra mamma porterei in da gabbia. E vi facessi vivere a voi in da gabbia tutta la vita. Ma state scherzando? Siete scafazzati, che siete? E allora? Quindi io, dal conto mio, che sogno Oliver Rigno, il buon Oliver, l'inseparabile, l'inseparato, vi dice: i pappagalli, fatela stare sugli alberi. Sugli alberi li dovete lasciare. Poi, se vi trovate in casa per un qualunque motivo già un pappagallo, allora io vi dico, trattatelo bene, perché siamo tutti frate e sorelle. Trattatelo bene, è un animale sociale, non può stare da solo, picciotti. Non può stare da solo, non lo potete lasciare una vita in gabbia. Poi i veterinari oggi dicono che non è vero che se escono fuori dalla gabbia soffrono, stanno male, si spaventano, eccetera. È chiaro, non è che lo potete portare al centro commerciale, giusto? Ma ve lo portate intanto in giro per la casa? Sicuramente che gli piacerà scacazzare ovunque come piace a me. Dopodiché, vi dico, ci sono libri e corsi e persone che stanno insegnando, anche qui sul web, come fare per insegnare ai pappagalli a uscire anche fuori dalle mura domestiche. Vado a stare attenti alla viaria, eccetera, eccetera. Dopodiché, a noi ci piace stare in giro, lo capite? Perché siamo randaggi in qualche modo, siamo animali liberi, selvatici, capite? Allora, a tutti quelli che mi dicono: Oliver, ma tu dici che noi dobbiamo stare liberi, ma poi tu stai in gabbia, eccetera. Vi dico, vado a stare muti, capite? Vado a stare muti, primo perché qua, nella mia famiglia, vado a stare muti. Quando entrate qui, nella casa mia, muti, perché mio padre, dall'Amazzonia, l'avete portato voi qua, lo capite? Quindi adesso vado a stare muti. Che mi venite a prendere in giro a me, vado a stare muti, picciotti, perché non l'ho preso io dagli alberi lì che stava con tutti i parenti, non l'ho preso io, l'avete preso voi. Adesso voi siete gli stessi che mi venite a prendere in giro e venite a prendere gioco di me. Voi siete scafazzati, che siete scafazzati, e dovete portare rispetto a me, ok? Vado a baciare un pelo, baciamo i peli, baciami le piume, così dovete dire. Quando venite vicino a me mi dovete dire: baciamo le piume, don Oliver, ok? Allora, ripeto, venite a casa mia, don Oliver, baciamo le piume, come state bene, come siete bello, ma che bel piumaggio, ma come vi dona questo blu sulla cotina. Dopodiché parliamo, d'accordo? Perfetto, ci siamo capiti?
Perché il parlare chiaro è fatto per gli amici, giusto? Per i compagni, come dicono, ok? Giusto? Oh, e allora? Parrocchiette, parrocchietti, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata.